Qui abbiamo una fantasia di mare, noi il pesce lo prendiamo qua a Scoglitti, che c'è un'azienda specializzata che ha anche delle barche pescamare, e il quale poi dal loro polipo otteniamo questa ottima insalata di mare, degli affumicati, cocktail di gamberi, possiamo vedere addirittura belli, sembrano vivi vivi i gamberetti, con una zuppetta di cozze, un polipo alla luciana e della paella delle alici. Qua abbiamo il tipico caciocavallo ragusano. Però è un primo sale, diciamo. Però questo è un primo sale, sì, questo semplice e questo con l'aggiunta di pepe rosso. Poi abbiamo sempre della ricotta, sempre degli altopiani qui di Ragusa, e questa è la gelatina di produzione nostra. La focaccia tipica ragusana, naturalmente con il pomodoro. Le olive verde sempre che noi le acquistiamo da un'azienda che si trova qui, sempre nel territorio di Chiaramonte, che sono poi condite con origano, aglio, prezzemolo, eccetera, eccetera. Poi abbiamo sempre dei salumi tipici chiaramontani, sempre chilometro zero. Della coppa, E delle salsiccia secca, salame e salame. sì. Anche la pizza, che noi siamo specializzati nella pizzeria, e i bambini che non mangiano queste cose abbiamo anche le caramelle per loro, che io li porto sempre dietro per accontentare un po' tutti. Infatti lo chiamano Babbo Natale anche per la pancia, diciamo, ecco. No, e poi facciamo delle ottime pizze, abbiamo più di 70 pizze nel menù, tra pizze e scaccioni. E ultimamente abbiamo inserito anche gli arrotolati. Con la carne diamo un rosso, questo è un quattro canti della Principe di Corleone, però va bene anche un nero d'avola, usiamo anche un buon novello della CVA, abbiamo diverse cantine, però quello sfuso è un vino, un rosso di Vittoria, perché i proverbi antichi dicono, noi siamo nell'altopiano, dicono oli e montagne e vino e marina, quindi il vino lo prendiamo da Vittoria, che è una zona di mare, mentre noi che andiamo più sulla collina ci pregiamo dell'olio di Chiaramonte, ci pregiamo. Tutti prodotti molto buoni da assaggiare e da venire a provare qua alla pizzeria Fontana. Ci vediamo a Chiaramonte.